Piase Festival nasce dalla nostra idea principale, che è stata quella di creare un contenitore culturale che è un ecomuseo, Acqueplane, diffuso per 13 comuni della pianura veronese, che hanno deciso di aderire a questo progetto, identificati tutti da un grande elemento, cioè il tema acqua e tutti i paesaggi che dalla sua gestione ne sono derivati. Il Piase, quindi questo nome particolare che sta per Pianura Veronese, ma che è un acronimo e che quindi unito ci dà l'idea del Piase, cioè me godo, me diverto, è stata l'idea della parte ludica di questo ecomuseo, quindi tutta la parte esperienziale noi la veicoleremo attraverso questo logo. Con il festival si è proprio deciso di fare un passo in più, è il nostro terzo esperimento forte, quello di creare anche un festival diffuso con un format che si ripeterà di comune in comune per 6 weekend, 12 giornate. Il 13° comune ci ha ospitato per l'anteprima, dal 14 di settembre fino al 20 di ottobre. Un format che si ripete, dove troveremo laboratori, degustazioni, spettacoli e iniziative outdoor. Molte di queste sono esperienze outdoor. L'obiettivo del festival è quello di far capire come, non da soli, ma in sinergia anche con realtà del territorio piuttosto che aziende, riusciremo a proporre esperienze da poter fare che però non finiranno con il festival, cioè saranno replicabili a chiunque ce le chiederà per tutto il tempo dell'anno. Ancora una volta la Camera di Commercio è vicina alle iniziative positive che fanno crescere il territorio. Questa assolutamente lo è. La neonata Pianura dei Dogi, e ricordo ancora Pianura dei Dogi, è che cosa per il sistema Verona assolutamente importante da un punto di vista turistico e di crescita. Questo progetto rientra assolutamente in questa direzione, è per far crescere quella parte specifica del territorio perché diventi competitiva anche da un punto di vista turistico. Per noi come banca, che siamo una banca del territorio, è importante cercare di dare il nostro contributo per questa manifestazione che appunto cerca di dare risalto, di dare l'opportunità di avere una ribalta per la nostra pianura veronese, per tutti i comuni che fanno parte di questo comprensorio, specialmente per far vedere quali sono le attrazioni turistiche che possono esserci anche nel territorio della definita anche bassa veronese.